Buongiorno, ben ritrovati, buona domenica a tutti voi telespettatori di Antena 3 con la nostra prima edizione in questa domenica 10 novembre. C'è subito la cronaca in primo piano, la cronaca di un'altra vittima sulle strade del Veneto, il tragico incidente avvenuto nella tarda serata di ieri a Loreggia nel Padovano, dove un 41enne residente in zona, vediamo le immagini drammatiche dei vigili del fuoco alla guida di una Golf. Questa Golf ha invaso la corsia opposta schiantandosi contro una Nissan condotta da un 57enne proveniente da Paese nel Trevigiano. Nell'impatto la Golf ha battuto su una spalletta in cemento e si è ribaltata, come vediamo in questa immagine emblematica, e a perdere la vita è stato il passeggero 28enne della Golf. Il giovane è morto poche ore dopo, infatti, il ricovero all'ospedale di Campo San Piero per le gravi ferite riportate. Grave anche il 41enne alla guida di questa vettura, feriti ma fortunatamente non in modo grave anche il conducente e il passeggero della Nissan, che si sono visti arrivare l'auto di fronte. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi di questa ennesima tragedia lungo le strade del Veneto, in una comunità padovana già sconvolta dalla morte di Eleonora Chinello, la 14enne che era stata travolta e uccisa da un'auto mentre andava a scuola a Dolo. Una storia terribile che ha portato anche alla ribalta il tema delle cooperative, le cooperative che vengono utilizzate dalle ULSS come collaborazioni per la mancanza di medici in alcuni reparti. Come sapete c'è una dottoressa che è indagata ed è stata sospesa con l'accusa grave di non aver soccorso la 14enne, lasciando fare di fatto tutto agli infermieri. Tutti questi sentimenti c'erano ieri al funerale a Sant'Angelo di Piova di Sacco, l'addio alla povera Eleonora, anche se il parroco, lo sentirete, ha detto: non siamo qui per giudicare. Il servizio di Francesco Ratai. Solo la musica dell'organo della chiesa di Sant'Angelo di Piove di Sacco rompe il silenzio che accoglie l'arrivo della bara di Eleonora Chinello, la 14enne investita ed uccisa lo scorso 28 ottobre mentre stava andando a prendere l'autobus che l'avrebbe portata a scuola. Papà Massimiliano e mamma Silvia stringono le mani di Maria Vittoria e Luigi, la sorella e il fratello di Eleonora. Ad attenderli tutta la comunità di Sant'Angelo, più di 1000 persone che hanno stipato il Duomo e il Sagrato. È il giorno del silenzio oggi, dopo tanto clamore mediatico legato anche all'inchiesta che ha visto indagata la dottoressa del pronto soccorso di Piove di Sacco, accusata di non aver soccorso la giovane. Padre Enrico Piccoli, nella sua omelia, ha ricordato come Eleonora ci insegna a non avere rancore e a non cercare un colpevole da condannare. Non siamo qui a puntare il dito contro nessuno, perché nessuno ha cercato la morte di Eleonora, nessuno l'ha voluta. È andata così e non è giusto. In chiesa e fuori anche i compagni di scuola di Dolo che hanno ricordato quanto sia silenziosa ora la classe senza di lei. In molti hanno un pensiero per Eleonora, anche la sorellina Maria Vittoria. Tu per me sei sempre stata la sorella maggiore, soprattutto la sorella migliore, ma anche Luigi non se la cava male. Adesso ci hai lasciato un vuoto enorme nel cuore. Io, quando l'ho saputo, mi sono messa a piangere e mi sa che tu non avresti voluto. Ah, e mi ricordo di quando ballavi senza paura che io ti prendessi in giro. Ora che te ne sei andata non potremo più fare ste cose. Ora ti saluto e spero che tu sarai sempre pronta ad aiutarci. Ti voglio un mondo di bene, la tua sorellina Maria Vittoria. La mamma con orgoglio racconta quanto Eleonora si impegnasse anche in casa. Vice cuoca di casa, vice mamma di tuoi fratelli. Luigi ti immagina seduta a studiare di sopra. Mentre Maria Vittoria cerca di mascherare la tua assenza impartendo ordini a tutti. Eri saggia e responsabile, sempre pronta a darmi una mano e ad ascoltare le mie lamentele. Un dono arrivato in punta di piedi. Amore mio, ora sei la luce più luminosa. Siamo orgogliosi di averti messa al mondo. Conoscendoti, vorresti abbracciarci tutti.
anche il ragazzo che ha incrociato lunedì, per provare a dargli un po' di sollievo alle sue pene. Riposi in pace, avvolgici con la tua dolcezza e spensieratezza della tua giovane età nei pensieri oscuri che ci affliggeranno. Veglia su di noi, angelo caro. Molti momenti felici passati insieme, come quelli ricordati da papà Massimiliano. Grazie a questi momenti tu sarai sempre viva nel nostro cuore. Ciao Ele, salutami il nonno Giacomo e digli che prima o poi ci rincontreremo e faremo una grande festa. La bara coperta di rose bianche è poi uscita sul sagrato, dove ad attenderla c'erano i compagni di classe che hanno salutato Eleonora, liberando in aria decine di palloncini bianchi. Così ieri a Sant'Angelo di Piove di Sacco e proprio ieri si è sfiorata una incredibile tragedia quando un anziano di 85 anni ha invaso una pista ciclabile, ha detto poi confuso, pensavo fosse una strada, e ha travolto un passeggino con una bimba di 3 anni. Un investimento che poteva avere un esito peggiore, quello che è successo a Padova in mattinata, quando un automobilista 85enne ha imboccato con la sua utilitaria Volkswagen la pista ciclabile che costeggia il cavalcavia Dalmazia, invece di prendere la strada andando a colpire un passeggino che trasportava una bambina di 3 anni. Sul posto tempestivi i soccorsi dei sanitari che hanno assistito la piccola, che era accompagnata da mamma e papà. La bambina è stata quindi portata al pronto soccorso pediatrico in codice giallo e le sue condizioni non risultano preoccupanti. Agli agenti della polizia locale di Padova intervenuti per prestare soccorso sul posto, l'anziano guidatore avrebbe detto di essersi confuso e di non sapere che su quel cavalcavia fosse presente una pista ciclabile. E sul tema sicurezza stradale e anche regole del codice che vengono violate, pensate a Vicenza un 36enne che ha violato per 38 volte la ZTL con un motorino. Non una, non due, nemmeno 10 o 20, ma più di 30, esattamente 38 volte. 38 violazioni della ZTL di Vicenza, in sella al suo motorino. Protagonista un 36enne che, nonostante si sia visto recapitare 30 verbali e multe per 6.000 euro, ha continuato ad andare e a tornare dalla zona traffico limitato come se niente fosse, utilizzando anche le corsie riservate agli autobus. Ovviamente le violazioni commesse sono balzate agli occhi degli agenti della polizia locale, che hanno avviato gli accertamenti arrivando a identificare il 36enne e a scoprire che aveva il patentino sospeso e già in passato era stato sanzionato perché trovato senza assicurazione. A questo punto, multato per le violazioni della ZTL, l'uomo però ha continuato a varcare la zona a traffico limitato. La polizia ha organizzato dei posti di controllo e lo ha intercettato. Lui però, alla vista degli agenti, si è dato alla fuga e, sfruttando il traffico, ha fatto perdere le sue tracce. La moto però è stata trovata parcheggiata lungo una strada, mentre il 36enne si è reso irreperibile. Il ciclomotore è stato quindi confiscato ed è stata avviata la revoca del patentino di guida. Abbiamo iniziato questa prima edizione parlando del tragico incidente di Loreggio. Vi facciamo vedere anche un video dell'intervento dei vigili del fuoco, eccolo qui, quella è l'auto che si è ribaltata, la Golf che si è ribaltata dopo aver invaso la corsia opposta, aver impattato contro una Nissan, aver urtato una spalletta in cemento e poi si è ribaltata. I vigili del fuoco che hanno cercato appunto di estrarre le 2 persone all'interno della Golf. Come sapete un 28enne purtroppo ha perso la vita in ospedale dopo qualche ora, c'è una 41enne in gravi condizioni. Queste dunque le immagini terribili dell'incidente avvenuto intorno alle 22 a Loreggia e che ancora una volta dimostrano come quello della sicurezza stradale sia un tema importante nella nostra regione e soprattutto quello delle tragedie sulla strada. C'è un altro dramma di cui dobbiamo rendervi conto, e cioè quello di un 86enne di Arsiero. Siamo in provincia di Vicenza, che è stato trovato morto per una probabile caduta in un bosco dove era andato a fare legna. Lo ha reso noto il soccorso alpino, che rileva come l'allarme era scattato ieri sera quando l'uomo,
non aveva fatto rientro a casa. Gli ultimi contatti erano stati attorno a mezzogiorno. Scattato l'allarme, sono intervenuti i carabinieri che a loro volta hanno attivato il soccorso alpino. Rinvenuta l'auto della vittima parcheggiata, le squadre si sono divise per perlustrare l'area. Sul posto anche i vigili del fuoco. È stato trovato il corpo poi dell'86enne, ottenuto il nulla osta per la rimozione. La salma è stata trasportata sulla strada e affidata al carro funebre. Dunque è 86enne di Arsiero che è morto dopo che era uscito per andare a fare legna nel bosco e probabilmente è caduto. Ieri un'altra vicenda incredibile e l'intervento dei carabinieri di Thiene, in questo caso, che ha davvero evitato una tragedia. Una mamma a Marano Vicentino che chiama il 112 dicendo ora uccido mio figlio. È stata bloccata tempestivamente dai carabinieri che sono arrivati sul posto e hanno trovato, lo sentirete, il bimbo davvero in condizioni critiche, ma il bimbo ora sta bene. Allora sentiamo le parole del comandante dei carabinieri di Thiene, e la donna nel frattempo è stata arrestata per tentato omicidio del proprio figlio di appena 2 anni. Sentite. A seguito di segnalazione al 112, un equipaggio dell'aliquota radiomobile della compagnia di Thiene è intervenuto prontamente presso l'abitazione della donna. I militari sono riusciti ad entrare rapidamente nell'abitazione e trovando il bambino riverso con il capo nel bidet colmo d'acqua, immobilizzando la donna e prestando immediatamente le cure al minore. Successivamente è intervenuto personale sanitario che ha ritenuto opportuno comunque trasferire il minore presso il pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Orso in via precauzionale. La donna è stata tratta in arresto dai militari intervenuti e è stata posta a disposizione dell'autorità giudiziaria. E poi c'è una comunità sconvolta, quella di Marghera, per la morte di Paolo Tescari, 47enne. Cresciuto tra Marghera e Spinea, da anni viveva negli Stati Uniti, è stato ucciso a colpi di pistola, anzi con un colpo di pistola in Texas, probabilmente per un malinteso, uno scambio di persona. Aveva chiesto una sigaretta a questo 17enne. Davvero incredibile questa vicenda. Potrebbe essere stato per uno scambio di persona che Paolo Tescari, 47enne originario di Marghera ma trasferitosi in Texas nel 2010, è stato ucciso giovedì scorso da un 17enne. Sembra che Tescari gli avesse chiesto una sigaretta, poi il colpo di pistola, uno, fatale. Un passante avrebbe assistito all'omicidio chiamando i soccorsi e raccontando ciò che aveva visto, anche fornendo una descrizione dell'assassino, poi fuggito a bordo di un veicolo. I soccorritori hanno cercato di rianimare Tescari, ma non c'è stato nulla da fare, mentre il 17enne sospetto è stato bloccato e fermato poco lontano. Si trova in carcere e sembrerebbe abbia già confessato, ha scritto la sorella di Tescari in un post su Facebook che, prosegue, Paolo non ha vissuto una vita violenta. Una testa dura sì, si legge, ma non era aggressivo. Gli hanno sparato per un malinteso, non faceva parte di nessuna gang o gruppo criminale. Anche suo marito, originario di Treviso, ha spiegato che Paolo sarebbe stato ucciso per un malinteso. Cresciuto tra Marghera e Spinea, di padre italiano e madre americana, Tescari si era trasferito in Texas 14 anni fa dopo la morte del padre, stimato professionista del veneziano. Sconvolta la comunità della città Giardino, che esprime vicinanza alla famiglia. Lui ha vissuto tanti anni a Marghera, dalla quale è andato via circa 15 anni fa. Io non lo conoscevo, ma sono sempre situazioni deplorevoli che ci lasciano un po' l'amaro in bocca. Noi siamo oggi vicini alla sua famiglia. Nella Marca trevigiana continua l'incubo delle razzie, davvero più di una al giorno e soprattutto di sera, ormai anche presto tra le 18 e le 19, quando ormai è già buio e i ladri sono sempre più spregiudicati, non si fermano di fronte a nulla, nemmeno di fronte alla camera conservata di un figlio morto a 18 anni per un incidente stradale. Razziata e messa a soqquadro anche quella camera, è successo a San Fior di Sotto. Io e mio figlio alle 8:30 siamo usciti a cena, mia moglie era fuori e quando è rientrata alle 10:10 purtroppo ha trovato tutto in disordine, tutto spostato, il notte era tutto a soqquadro e
quarta volta in 2 settimane. Adesso inizia a diventare un po' insostenibile la storia. 4 furti nell'arco di 10 giorni tra casa e lavoro. Non c'è pace per la famiglia Pizzol di San Fior di Sotto, caso estremo di un vero e proprio stillicidio. All'inizio della scorsa settimana, a finire nel mirino con altre case e attività, era stata per 2 notti consecutive la ferramenta di famiglia, poi il ritorno dei ladri, stavolta nell'abitazione che si trova poco distante dal negozio. Sono entrati a piano terra dal retro. Il balcone era aperto, il vetro era là, presumo, ecco guarda, ci sono ancora le impronte dei malviventi, e dopo sono andati dappertutto, in garage, nella stanza dove mia moglie stira, nel reparto notte, là hanno messo tutto a soqquadro. Una volta al piano di sopra i ladri si sono impossessati di alcuni gioielli di famiglia, poi lo sfregio nella camera di Massimo, il figlio morto in un incidente stradale nel 2018, poco più che maggiorenne. Abbiamo sempre più o meno mantenuta così, anche perché noi in notte ce l'abbiamo grande, e avevamo una camera ciascuno, però la camera di Massimo non si toccava mai, insomma, via. Per una famiglia che è successo un dramma così si aggrappa anche alle piccole cose. Sprezzanti, i delinquenti hanno fatto di più, visitando anche l'abitazione adiacente dei genitori di Pizzol. Le tracce del passaggio sono ancora ben visibili sui muri esterni. Che i miei genitori non si sono accorti ieri sera, perché loro vivono sotto, l'appartamento sopra è sfitto, diciamo, e questa mattina quando sono andati su per fare le pulizie così hanno trovato la porta sfondata. Il duplice episodio è stato denunciato sia a carabinieri che polizia, con il sospetto che i ladri stiano spiando i movimenti del figlio Marco, titolare della ferramenta. Non so se tengono d'occhio mio figlio, forse immaginavano di trovare l'incasso della serata, non lo so dirle, però il dubbio c'è, insomma. Fortunatamente non li abbiamo mai incontrati, riguardarsi è peggio, siamo contenti che non ci facciano del male e conviviamo così. E nella stessa serata i ladri sono entrati in azione anche a San Fior di Sopra. In via Mazzini i delinquenti hanno anche minacciato un uomo dicendo: non è una novità, facci lavorare altrimenti veniamo anche da te. Le segnalazioni poi sono arrivate anche da Quinto e da Volpago, dove è spuntato anche il video di 3 uomini incappucciati tra le case in sopralluogo. In via Mazzini è successo che una persona ha visto 3 persone incappucciate che entravano in una casa, gli ha detto qualche cosa e uno di questi ha detto: lasciaci fare il nostro mestiere altrimenti dopo veniamo da te. Questo ha chiamato i carabinieri, però quando sono arrivati i carabinieri avevano già fatto il loro mestiere. Nessuna remora, nessuno scrupolo. Così i ladri che hanno colpito San Fior sono entrati in azione anche nella centrale via Mazzini, dove è stata visitata una villetta. In quel momento i proprietari non erano in casa, a richiamarli è stato però un vicino che ha ricevuto in cambio una minaccia non tanto velata. Certo è che c'è una sfrontatezza che davvero, sembra che l'impunità li muova in un modo vergognoso. In via Mazzini risiede anche Gianpietro Antoniazzi, vittima dei ladri nel 2021. Tanta rabbia, perché dopo non c'è nessuno che ti aiuta, non puoi fare niente, non puoi... sei messo al muro. È così. Furti compiuti e tentati. A Selva di Volpago uomini incappucciati sono stati catturati dagli impianti di videosorveglianza mentre si aggirano tra le case. Il video, che ritrae 3 soggetti, è stato diffuso sui social come sulla pagina Mi Son da Volpago. Non risulterebbe però nessuna denuncia di effrazione. Allerta anche a Quinto, in via Everest, dove i ladri avevano messo a soqquadro una casa 2 settimane fa. In serata c'è stato un altro passaparola tra chat e social. Siamo stati allertati che c'erano dei ladri, però dopo per fortuna qui non si sono visti. Ecco. Insomma, la soglia di attenzione è massima, così come un certo grado di disillusione. Ho fatto il carabiniere ausiliario, quindi ho visto parecchie giornate perse a scrivere, a fare verbali, e dopo alla fine il tempo di fine di fare i verbali è che tanta gente era già fuori, anche perché per carità sono furti, non è, per fortuna non ci sono cose gravi, però sicuramente questo incentiva il fatto di non essere puniti
ad andare avanti così. Certezza della pena quindi, con un appello al ministro Nordio dallo stesso sindaco Martorella. Questi qui, se nei loro paesi li beccano così, vanno dentro, prendono anche le bastonate e buttano via la chiave, e qui invece vanno dentro, ridono un po' e tornano fuori dopo 2 ore. Io credo che il ministro Nordio queste cose qui le veda tutti i giorni e le percepisca. Adesso mi auguro che qualche cosa effettivamente venga fatto, perché le persone sono esasperate. Come difendersi? Ci sono le chat, ormai il controllo di vicinato, gli allarmi, ci cerca ovviamente di chiamare le forze dell'ordine, c'è anche ogni tanto rispunta l'idea delle ronde, se ne è parlato ad esempio a Nove, comune del Vicentino colpito negli ultimi giorni, ma è un tema insomma, che divide i cittadini. Raffica di furti un po' in tutti i comuni del comprensorio, soprattutto nelle ultime settimane. È successo anche a Nove, ed è proprio a Nove il sindaco Rebellato che ha lanciato l'ipotesi di organizzare una sorta di ronde da parte dei cittadini per cercare di frenare, di bloccare, limitare questi episodi criminosi. Abbiamo sentito chi vive e lavora a Nove cosa ne pensa. La vedo una cosa importante di farlo, perché siamo tutti a rischio anche il nostro lavoro, siamo al 99%, sempre rischi di furti. Mi sembra una sconfitta un po' per le istituzioni anche questo. Perché? Che diritto hanno i cittadini e che strumenti potrebbero avere? Nessuna, quindi non mi sembra proprio il caso. Io la vedrei molto bene, però non so adesso chi si offre volontario per fare questa cosa. È un'idea buona, perché ci sono, in tutti i paesi ormai ci sono rapine alla notte. Ma lei la farebbe una ronda? Io la ronda la farei senza problema. Però dice bisogna strutturarla in maniera intelligente. Che io sia protetto se vedo un atto di violenza nelle case degli altri. Sarebbe anche una bella idea. Però che voi in investitura che sia una divisa, se no purtroppo caschiamo sempre in basso. La ronda a cosa serve? Se vediamo i ladri dobbiamo solo scappare, perché se per caso tu gli fai qualcosa a un ladro, passi dalla parte del torto. Perciò, signori, è meglio di scappare e basta. Le ronde non è facile, bisogna sempre stare attenti se c'è gente strana che gira in giro, che passa in giro, però solo quello. Potrebbero essere utili, però bisogna stare attenti che siano nel rispetto della legalità, perché altrimenti diventa un po' giustizia fai da te e non va bene. Io la vedo bene perché è disposto a farle le ronde, però, perché non tutti si prestano, vero? Certo. Dovrebbe essere lo Stato che fa queste cose, mica i cittadini. Domani 1 anno dall'inizio della vicenda di Giulia Cecchettin, l'11 novembre dello scorso anno, l'inizio di questo incubo, la morte di Giulia Cecchettin e poi la fuga di Filippo Turetta. Nel frattempo continuano le denunce per casi di violenza di genere, come ad esempio quelli che vediamo nel prossimo servizio da Padova. Sono 2 le denunce fatte dai carabinieri di Padova per reati legati alla violenza di genere nelle ultime 24 ore. I militari di Selvazzano hanno denunciato un 22enne tunisino residente a Mestrino, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. La richiesta di aiuto al 112 è stata fatta dalla sua compagna, la quale ha riferito di essere stata picchiata e minacciata al culmine di una lite scaturita per futili motivi. Oltre a essere stato denunciato per maltrattamenti, nei suoi confronti è stata disposta la misura di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alle persone offese. A Padova, invece, i carabinieri della stazione radiomobile sono intervenuti in un appartamento, sempre su richiesta della vittima, dove una donna ha riferito di aver avuto una lite con il marito e di essere stata colpita al volto. I militari lo hanno notato ubriaco, cosa che lo ha portato a inveire anche contro gli uomini dell'Arma. L'uomo è stato quindi denunciato per i reati di lesioni aggravate e rifiuto di fornire le proprie generalità. E ieri pomeriggio i militanti della Lega guidati da Alberto Stefano hanno dato vita a un flash mob in sostegno della giovane iraniana Ao Daryaei, la
giovane arrestata dalle autorità del paese islamico dopo essersi svestita per protesta dopo i maltrattamenti subiti dalla polizia morale per non aver indossato il velo. Una manifestazione però, quella di ieri, che vedremo fra poco, stigmatizzata dalle associazioni femministe o dalle associazioni contro la violenza sulle donne, come ad esempio l'associazione Non Una di Meno, che in un comunicato ieri pomeriggio ha scritto: ci fa specie che sia proprio un partito come la Lega a voler esprimere solidarietà alla giovane iraniana. Lo stesso partito è solito farsi promotore di risoluzioni contro l'educazione sessuale e affettiva e contro il diritto di scelta delle donne. Continua Non Una di Meno: è curioso che questa solidarietà venga espressa soltanto quando la violenza di genere arriva da paesi di fede musulmana, mentre in Italia la medesima violenza a corpi delle donne e delle libere soggettività è agita dal governo di cui la Lega fa parte. Siamo pronti a dire senza se e senza ma che questa è una strumentalizzazione e che non accettiamo strumentalizzazione sui nostri corpi. Basta propaganda sui nostri corpi. Questo è il messaggio di Non Una di Meno, che ovviamente solidarizza con la ragazza iraniana, ma dice: questa è solo strumentalizzazione politica. Allora vediamo le immagini del flash mob e anche come poi la Lega ha risposto a queste critiche. Padova risponde dicendo grazie e gridando libertà per Aoud Rayei, libertà per Aoud Rayei. Noi siamo per la libertà anche delle donne di poter uscire di casa liberamente, di poter studiare liberamente, di potersi vestire così come vogliono, e per noi è una battaglia di libertà. Ci stiamo attivando anche nelle sedi del Parlamento europeo e nelle organizzazioni internazionali per la libertà di questa ragazza. Se manifestare per la libertà di una studentessa è qualcosa di sbagliato, credo che a sbagliare sia chi pronuncia queste dichiarazioni che sono assolutamente fuori luogo, magari in un luogo in cui la libertà di istruzione e di studio è tutelata come in Italia. Credo che questa vada tutelata in tutto il mondo e nei limiti delle nostre possibilità. Siamo a fianco di questa nostra amica, riteniamo inaccettabile quello che è accaduto e lo ribadiamo da qui fino a tutte le istituzioni anche internazionali. Il tema della libertà, soprattutto quella delle donne, è uno dei temi fondamentali che segnano anche la civiltà. Nel nostro paese ovviamente abbiamo fatto passi in avanti, dobbiamo continuare a ribadirlo. Questo dunque il flash mob. Un altro tema che ha sempre imperversato e che continua a imperversare in Veneto è quello della gestione dei migranti, e ci sono stati anni difficili nella gestione dei migranti, come ricorderete, per il centro migranti di Cona. Ci fu anche un'inchiesta che coinvolse ormai ex prefetto di Venezia Domenico Cuttaia, che è stato assolto dopo 6 anni da quelle accuse e che oggi si sfoga e dice, ricordando quel periodo: fu un periodo molto pesante, eravamo di fatto noi prefetti buttati allo sbaraglio e si arrivò a quella emergenza perché troppi sindaci si rifiutarono di accogliere i migranti. Sentite. Sono soddisfatto per me perché è il riconoscimento anche della lealtà, dell'onestà con cui ho svolto il mio servizio, per i miei colleghi perché sono stati assolti anche loro con la formula piena, e per l'immagine della prefettura. Dopo 6 anni si è chiuso con l'assoluzione il processo che ha visto coinvolto insieme ad altri l'ex prefetto di Venezia Domenico Cuttaia, accusato di falso in atto pubblico e rivelazione di segreto d'ufficio per irregolarità nella gestione del centro di accoglienza migranti di Cona nel periodo tra il 2015 e il 2017. Sono stati anni di disagio da questo punto di vista, di grave disagio, però adesso, come dire, tutto viene cancellato con una sentenza di assoluzione piena che mi ridà anche il senso della vita di relazione, perché io onestamente con questo peso che avevo addosso avevo abbandonato un po'. Il Tribunale di Venezia ha scagionato anche l'allora viceprefetto Cusumano e la funzionaria del settore immigrazione Spatuzza. Per la procura, Cuttaia, difeso dagli avvocati Madia e Rucco, aveva comunicato in anticipo alla cooperativa che gestiva il centro l'arrivo delle ispezioni e dichiarato il falso alla commissione parlamentare alla cabina di regia sull'immigrazione. Riconosciuta invece la truffa ai danni dello Stato a carico di 3 ex responsabili della cooperativa padovana Edeco e incaricata della gestione del centro. Per
loro pene da 1 a 2 anni e mezzo per aver utilizzato meno operatori rispetto al numero indicato nel bando di gara. Cuttaia, oggi in pensione, ricorda le difficoltà vissute in quel periodo. Sono stati anni pesantissimi perché noi ci trovavamo in gravissime difficoltà. Spesso noi venivamo avvertiti la sera prima, la tarda sera prima, che l'indomani sarebbero arrivati 200-300 persone. Quindi si rende conto della oggettiva difficoltà che avevamo a sistemare nel giro di poche ore, spesso notturne, di sistemare queste persone che avevano bisogno di un tetto, che avevano bisogno del cibo. Secondo l'ex prefetto la situazione poteva essere gestita diversamente. Se ogni comune avesse dato la propria disponibilità, noi avremmo potuto raccogliere in ogni comune 20, 30, 40, 50 persone e quindi garantire a loro un'accoglienza più che dignitosa. Purtroppo, anziché tenerli sulla strada al ghiaccio e creare gravi problemi di ordine pubblico, abbiamo dovuto giocoforza, abbiamo dovuto adottare quella soluzione che ha dato tanti problemi a Venezia come altrove. Adesso pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta con la nostra prima edizione. Ripartiamo da queste immagini che vedrete fra qualche secondo e che raccontano un importante lavoro avvenuto la scorsa notte e questa notte lungo l'autostrada A4 nel comune di Cessalto. Parliamo dello smantellamento previsto del cavalcavia di via Gonelle. Da questa mattina verso le 8 è stato riaperto anche il tratto autostradale tra San Donà e Lattisana, che era stato chiuso per consentire lo svolgimento di tutte le operazioni. Tutto si è svolto secondo il programma. Le attività del cantiere notturno organizzato da Autostrade Alto Adriatico sotto la regia della struttura commissariale per l'emergenza della A4 sono iniziate alle 20 di sabato di ieri con lo spostamento delle barriere di sicurezza per far entrare nella sede autostradale gli escavatori che, dotati di cesoie e martelli pneumatici, hanno operato, come vedete, nell'area dove era stato precedentemente steso il telo e le protezioni per la pavimentazione autostradale. Alle 22 il via alle operazioni e l'abbattimento delle 4 travi che mano a mano sono cadute al suolo, mentre altri escavatori hanno in seguito operato per l'allontanamento e lo sgombero delle macerie. Un'attività ovviamente questa necessaria per la riapertura già questa mattina dell'autostrada. Il cavalcavia di via Gonelle è il secondo manufatto dei 10 sovrappassi lungo la 4 nel tratto tra San Donà e Portoguaro, oggetto di demolizione. Nei prossimi giorni inizierà il rifacimento del nuovo cavalcavia, che ovviamente sarà più largo e lungo per dimensioni, adatto a ospitare la terza corsia della A4. L'intervento durerà tra gli 8 e i 10 mesi. Un intervento che è stato ovviamente monitorato con attenzione anche dal sindaco di Cessalto, che salutiamo. Buongiorno e buona domenica, Emanuele Crosato. Buona domenica a te e a tutti i telespettatori. Allora sindaco, importante questo lavoro che è stato fatto questa notte, il primo di una serie di lavori. Sì, assolutamente, all'inizio è uno dei 5, come hai detto tu, dei 10, dei 5 invece nel nostro territorio comunale. La viabilità comunque sarà garantita da Via Dante, che successivamente poi verrà giù via Vittoria e di conseguenza poi lo stesso via Dante quando saranno costruiti gli altri. Quindi è stato il primo e è venuto tutto perfettamente. Ringrazio anche della proficua collaborazione Autostrade, il concessionario dell'autostrada, ma anche il soggetto attuatore per l'emergenza in A4 e il commissario delegato, perché mi hanno dato la possibilità di sottendere ai lavori e quindi è stato anche diciamo emozionante, bello vedere tutte queste imprese all'opera. L'opera fortunatamente è venuta giù in 2 ore e quindi si è ripresa la normale attività. Adesso aspettiamo la ricostruzione che durerà circa fino a agosto e quindi agosto prossimo, e quindi ben venga così. È stato una proficua notte di collaborazione. Insomma, lo sguardo è rivolto alla terza corsia, è lo sguardo rivolto alla sicurezza di quella che è una zona, un tratto sempre molto monitorato con attenzione per quanto accade spesso di grave e drammatico.
Sì, assolutamente, anche questi lavori per la cittadinanza è un sacrificio, è innegabile, perché comunque avremo dei disagi, però lo facciamo molto volentieri perché comunque è il nostro contributo per riuscire poi ad avere un'autostrada più sicura, e quindi ben venga, insomma, ben venga anche la collaborazione con gli enti. È un'opera quindi sovracomunale, forse anche sovraregionale, e quindi siamo felici che quest'opera abbia avuto inizio. Senta, uno dei temi, insomma, con cui parliamo spesso con lei è proprio quello della viabilità. Ci racconta un po' questi anni come sono stati, il rapporto, insomma, con questa vicina autostrada? Purtroppo l'autostrada dà delle esternalità negative, è innegabile. Purtroppo quando c'è un incidente, non per colpa di nessuno, però poi il traffico si riversa sulle strade provinciali e comunali, pertanto dobbiamo intervenire, e questo è quello che ci attendavamo tutti, cioè quello che volevamo, ovvero l'inizio dei lavori, la terza corsia che sicuramente ridurrà ulteriormente. Però anche l'attenzione che abbiamo avuto in questi giorni da parte di Autostrade, l'attenzione che abbiamo avuto dalla struttura commissariale, anche in una recente riunione in cui ringrazio il prefetto di Treviso per l'organizzazione, perché insieme possiamo coordinare anche le future emergenze e riuscire a lavorare insieme per evitare i disagi per tutti e rendere soprattutto questo tratto più sicuro. Quindi il messaggio ai cittadini oggi qual è? Un nuovo inizio, e sono cominciati i cantieri, andiamo avanti. Avremo dei disagi, siamo tutti a disposizione per migliorare, per aiutare, daremo comunicazione di tutte le viabilità alternativa, pertanto ben venga, insomma. Senta, uscendo dal tema A4 e dal tema dei lavori, approfitto di lei, non me ne voglia, sindaco, che spesso, insomma, lei ha parlato di fare rete, no? Ha parlato di fare rete, sindaci come sappiamo sono sempre in prima linea, lo ricordava anche l'ex prefetto Cutaia nel servizio precedente quando parlava dei migranti. L'ultima esternazione, ma è soltanto l'ultima, sulla stampa è del sindaco di Padova Sergio Giordani, parliamo dei tagli ai comuni. Lei tante volte ha parlato di questo tema, se ne è tornata a parlare dopo la manovra. Vorrei capire un po' lei che, se non sbaglio, se non ricordo, mi corregga se sbaglio, addirittura è arrivato ad aiutare i vigili per mancanza di personale. Cosa dice di questi tagli e di questo allarme lanciato proprio anche da ANCI e quindi da un sindaco fuori da ogni sospetto, un sindaco leghista come Mario Conte, che è presidente di ANCI Veneto? Sì, che siamo all'osso, cioè siamo tiratissimi, abbiamo ormai il personale risicato, vuoi perché il posto pubblico non è più così appetibile, vuoi perché abbiamo praticamente tagliato ogni risorsa possibile. Lo Stato, il governo deve capire che tagliando nei comuni taglia servizi ai cittadini, taglia il trasporto scolastico, taglia e riuscire a mettere in sicurezza le strade. Abbiamo praticamente una groviera di strade, mancano segnaletica, abbiamo la necessità di più risorse per investire anche nella sicurezza stradale e dobbiamo farlo magari molto spesso facendo tagli in altri ambiti, nell'ambito sociale, dove non vorremmo in alcun modo tagliare. Pertanto pensare a dei nuovi tagli è impossibile, magari facciamo rete, cerchiamo di capire come possiamo fare per utilizzare meglio le poche risorse che abbiamo, però cercate di non tagliarci ulteriormente le risorse. Ma le è toccato ancora fare pattugliamento con i vigili? Ultimamente ci siamo specializzati nel fare l'operaio, quindi andare fuori a svuotare i cestini, dare supporto agli altri operai del comune, perché purtroppo quella era principalmente l'emergenza. Fortunatamente siamo tornati ad avere due vigili e quindi lascio a loro ben volentieri l'attività. Adesso ci concentriamo in altro. Ho fatto per 1 anno e mezzo il ragioniere del comune, perché nei piccoli comuni è una cosa che può fare il sindaco, verso fare il responsabile finanziario, e insomma mi sarei più felice a fare il sindaco. Quindi lei ha fatto il vigile, ha fatto il ragioniere e anche ha fatto il netturbino?
Sì, quello è forse il netturbino, forse è quello che mi viene meglio, no? A parte le battute, è importantissimo, perché molte volte ti trovi anche a disagio perché hai i cimiteri sporchi e non riesci a risolvere i problemi, non hai risorse per dare nuovi appalti e quindi ti inventi. Io ho fatto, ad esempio, abbiamo fatto una convenzione con il Tribunale di Treviso per diciamo tutti quelli che hanno piccole pene da redimere, vengono in comune da noi e fanno qualche ora di attività sociale, però bisogna accompagnarli e quindi devo essere presente con loro, insegnargli il lavoro. Forse anche la parte sociale è anche bella, insomma, vedere anche le storie di questi ragazzi o giovani che hanno sbagliato e che vogliono in questo restituire alla società, quindi ben venga anche fare il netturbino. Senta, l'ultima cosa che le chiedo, parlava dei tagli, insomma, è successo in passato, anche nel passato recente, che magari qualche comune per risparmia sull'illuminazione, però sappiamo che è anche un periodo di raffiche e di furti. A Cessalto cosa fate? Fortunatamente dal punto di vista della sicurezza, avendo la stazione dei carabinieri, essendo un comune così piccolo e avendo una stazione dei carabinieri che funziona benissimo, diciamo che siamo ancora un'oasi fortunata. Dal punto di vista dell'illuminazione abbiamo parecchi problemi dovuto soprattutto a un impianto vecchio che dobbiamo cambiare nei pezzi, continue rotture eccetera, e quindi spegnere vuol dire veramente creare insicurezza sulla cittadinanza, sugli anziani soprattutto. Non possiamo andare a ridurre ulteriormente questo campo, è follia, insomma. Magari efficientiamo piuttosto. Benissimo, la ringrazio, grazie davvero al sindaco Crosato, il sindaco multitasking Emanuele Crosato. Grazie e buona domenica, la lascio almeno per questa giornata un po' di riposo, spero, o deve fare attività per il comune? Abbiamo appena fatto delle attività del comune, ma adesso vado dagli alpini a Roncade. Benissimo, perfetto, grazie, arrivederci. Grazie al sindaco Emanuele Crosato, insomma l'avete sentito, i sindaci in prima linea, davvero in prima linea, non è un gioco di parole. La sicurezza significa anche lottare contro le baby gang, lottare anche contro il fenomeno del bullismo. Nella Marca trevigiana il primo ammonimento, il primo cartellino giallo per bullismo a un 17enne con il decreto Caivano. È il primo ammonimento per bullismo che ci offre la possibilità di intimare un cartellino giallo al soggetto minorenne e intimargli, anzi più che chiedergli, di interrompere la condotta che sino ad ora aveva compiuto. È uno studente di 17 anni, il primo destinatario nella Marca trevigiana di un ammonimento per bullismo emesso dal questore di Treviso Alessandra Simone. In più occasioni il ragazzo avrebbe minacciato un altro studente dello stesso istituto superiore, un 15enne. Quest'ultimo a ottobre, a bordo del bus navetta della scuola, aveva inavvertitamente urtato il 17enne che gli aveva risposto con durezza intimandogli di spostarsi immediatamente al suo passaggio. Pochi giorni dopo il 15enne, mentre era insieme alla sorella minore, è stato nuovamente affrontato dallo stesso soggetto. Spalleggiato da un'altra decina di coetanei, ha sbarrato la strada ai due fratelli. Se non mi porti rispetto ti pesto, minaccia ribadita all'indomani nel bagno della scuola. Quelli con cui ero ieri a un mio ordine sono pronti a pestarti. Il 15enne non ha tenuto queste intimidazioni per sé e insieme al padre si è presentato in questura a riferirle. Da qui l'emissione dell'ammonimento notificato al bullo alla presenza della madre. Questo ci dà la possibilità anche attraverso una procedura anche di rieducazione del soggetto e attraverso uno strumento di prevenzione di bloccare queste condotte quando ancora sono nella fase iniziale e non sono state diciamo di rilevanza tale da essere considerate condotte tipiche di fattispecie di reato. L'ammonimento nei confronti di minorenni dai 14 anni in su è stato introdotto lo scorso anno dal decreto Caivano e va nell'ottica di fornire alle forze dell'ordine nuovi strumenti per affrontare il costante aumento di episodi legati al disagio e alla criminalità giovanile, tanto più che la sanzione penale nel caso di inosservanza del provvedimento è la stessa che per i maggiorenni.
Noi confidiamo che utilizzare lo strumento dell'ammonimento sui giovani sia importantissimo, perché i giovani, a differenza degli adulti, hanno la possibilità di essere maggiormente rieducati e alcuni di loro di comprendere meglio qual è la strada giusta da seguire nella loro vita futura. E poi il tema delle aggressioni al personale sanitario in tutto il Veneto, in particolare a Vicenza l'ennesima aggressione al personale dell'ospedale San Bortolo. Gli infermieri chiedono provvedimenti strutturali urgenti. Un estintore staccato dal muro è lanciato con furia nella sala d'attesa del pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo di Vicenza, con la pretesa di essere visitato immediatamente. Il folle gesto ieri di un ubriaco che ha poi scaricato la sua furia contro gli infermieri ripropone oggi la questione sicurezza per i sanitari, quotidianamente al lavoro per la comunità, letteralmente in trincea. Ci troviamo di fronte all'ennesimo episodio di violenza all'interno di una struttura sanitaria, in modo particolare nel pronto soccorso, che ricordo è uno dei pochi spazi a libero accesso delle strutture sanitarie. Qui va rafforzata sicuramente la sorveglianza, perché è un problema da un punto di vista sindacale assolutamente di sicurezza sul posto di lavoro. Provvidenziale l'intervento dei Ranger, della sicurezza interna e successivamente delle forze dell'ordine che hanno preso in carico il soggetto, evitando che personale del pronto soccorso e anche tutti gli utenti che a quell'ora affollavano le sale d'attesa potessero riportare dei danni. I casi di aggressione degli ospedali sono in crescita esponenziale. I dati aggiornati al 30 settembre in Veneto prevedono il raggiungimento di quota 2500 a fine anno. 4 anni fa erano solo 220 gli episodi denunciati. Se pensiamo che già operiamo in condizioni di carenze di organico e i nostri organici nei prossimi anni subiranno delle contrazioni importanti, questi fenomeni non possono che disincentivare le persone e gli studenti a iscriversi ai nostri corsi di laurea. Un altro dato: 3/4 delle borse di studio della medicina d'urgenza e emergenza sono rimasti scoperti. Quindi veramente ci troviamo a forte rischio che un giorno un cittadino arrivi in un pronto soccorso e trovi le porte chiuse perché non c'è il personale. Uno scenario inquietante che va scongiurato. La realtà vicentina si pone in una posizione media a livello nazionale per quanto riguarda rischio e pericolosità, ma occorre assolutamente fare di più. La presenza di un presidio fisso di vigilantes, ad esempio, si è rivelato una scelta opportuna. Ma non basta. Si tratta di promuovere leggi, una delle scorse, la 137 di ottobre, che è andata a inasprire le sanzioni per chi commette atti di violenza e minacce all'interno dei locali sanitari. Oltre a questo un piccolo elogio a quella che è questa azienda, l'azienda Ottoberica ha da poco messo in atto all'interno del pronto soccorso un ambulatorio in più volto a sgranare quello che è il pronto soccorso da quelle che sono le urgenze lievi, riducendo le permanenze in pronto soccorso e in questo modo anche disincentivando episodi di violenza. Il tema della sicurezza o della insicurezza dei sanitari, del personale sanitario, è certificato anche dal personale degli autisti che lavorano nelle ambulanze ogni giorno. Di questo e anche di altro si parla nel prossimo servizio. Ogni professione deve avere il proprio professionista, giustamente adesso trovare i medici è fatica, però ogni professionista deve essere al suo posto. In pronto soccorso o quando si esce in ambulanza in automedica deve esserci il medico di medicina d'urgenza in quel caso lì, e quindi bisogna un attimo mettere mano a tutto il sistema. Gabriele Zampieri è il presidente dell'Associazione Autisti Soccorritori, che insieme a medici e infermieri compongono le equip che intervengono nel momento in cui viene chiamato il 118, servizi di urgenza ed emergenza che anche a causa della cronica carenza di medici sempre più spesso si appoggiano a cooperative esterne, cooperative finite nella bufera dopo la morte di Leonora Chinello, la 14enne investita da un'auto mentre andava a scuola. L'indagine sulla tragedia ha coinvolto anche la dottoressa, dipendente di una cooperativa che era a bordo dell'ambulanza intervenuta sul luogo dell'incidente e accusata di non aver prestato soccorso alla studentessa. Una vicenda che ha portato da più parti, dalle istituzioni alla politica, a chiedere di verificare che chi interviene in caso di un'emergenza abbia la giusta preparazione per affrontare certe situazioni. Non posso leggere tutti i curriculum vitae di ogni medico, però sicuramente il medico di medicina d'urgenza
non può coprire tutti i servizi perché c'è questa carenza di medici. Autisti di mezzi di soccorso che, come accade per tutti gli operatori sanitari, sempre più spesso cadono vittime di aggressioni fisiche e verbali. Dal 1 gennaio al 30 settembre sono quasi 7 casi al giorno che succedono. Casi ormai all'ordine del giorno. È successo qualche tempo fa ad una squadra intervenuta in un'abitazione. Quando sono arrivati in casa sono stati sequestrati, in poche parole il familiare ha chiuso a chiave la porta e ha detto: adesso finché qua non risolviamo il problema voi non uscite. Il sangue freddo dei soccorritori ha permesso che tutto finisse per il meglio, ma succede anche che i pazienti minaccino addirittura con 2 coltelli chi arriva in loro aiuto, come è accaduto allo stesso Zampieri. Questa cosa noi la denunciamo a grande voce perché è ora di dire stop. Le mani di soccorritori e di personale sanitario serve per aiutare, non per difendersi. Un altro brevissimo break pubblicitario, ripartiremo da un tema molto sentito, quello dell'emergenza abitativa, in particolare a Mestre il tema delle case sfitte, ma anche il degrado di chi vive nelle case atere di alcune zone a Mestre. A fra poco. Il 19 dovrei lasciare la casa e non ho trovato assolutamente, nonostante abbia trovato anche attraverso il libero mercato che offre dei prezzi mostruosi, altissimi, nessuna soluzione abitativa. Andreina, 68 anni, di cui 40 trascorsi come impiegata in Prefettura Venezia, ufficio ragioneria. Sebbene proprietaria di un appartamento in centro a Mestre, per avversità e traversie familiari e legali, si è ritrovata a suo malgrado senza più la sua amatissima casa. Per vicissitudini di una causa legale non seguita per come sarebbe dovuta essere, mi si ritrovo senza casa. E adesso? Adesso, per le difficoltà che ci sono abitative qui a Mestre, è un problema trovare casa. Io ho un figlio con disabilità grave, non autosufficiente, che si trova presso una struttura, però lui ciclicamente veniva a casa da me e in questo periodo che sto liberando la casa dai mobili, mio figlio non può venire a casa con me, ovviamente. Eppure di case ater, Mestre ne è bulimica, più di un centinaio nella sola area di Via Piave e tra le vie Cavalieri di Vittorio Veneto e Fiume Montesanto. Così Michele Boato, consigliere di Ambiente e Bene Comune, nel corso del sopralluogo attorno alle case sfitte, chiuse e murate. Ci sono anche queste altissime grate. Vengono chiuse, vengono murate, vengono cementate con il principio della sicurezza, dicendo non possiamo restaurare, non abbiamo i soldi e le chiudiamo, punto e basta. Il problema è che invece i soldi ci sono. 85 milioni di avanzo di bilancio quest'anno e basta 1 milione per sistemare 25 case. Cominciamo, insomma. In costante aumento i casi di emergenza abitativa, tra gli ultimi in ordine di tempo in terraferma anche quello della mamma bengalese che, seppur in regola con il pagamento degli affitti nella sua casa di Via Fapanni a Mestre, si è ritrovata giovedì scorso 7 novembre sfrattata con i suoi 3 bimbi piccoli dall'ufficiale giudiziario. Stessa sorte cui andrà incontro anche la sfortunata Andreina il prossimo 19 novembre. Sfortunata perché proprio lei tendeva una mano agli altri in quanto prima assessore comunale e poi consigliere di municipalità al sociale con Cacciari sindaco ed ora si ritrova a suo malgrado dall'altra parte della barricata. È stata fatta la richiesta in questi giorni per avere una soluzione abitativa del comune, tenendo in considerazione che per dati certi ci sono case e dell'Ater e del comune, migliaia di case che sono sfitte. È tutto pieno di muffa, lei adesso l'ha scrostata? Sì, io ho scrostato tutto il muro, come che si fa di prassi. Perché è tutto rotto qua? Perché io ho tolto via tutta la lapitura, si è staccato tutto. C'è una crepa, ha crepato le piastrelle, io ho dovuto toglierle perché poteva anche risultare pericolose, perché potevano mettere una pentola, e tutta la crepa che riguardava in alto in camera. C'era il soffitto, il tetto che era pericoloso. È venuto l'ingegnere con geometra, ho detto io come sistemare il tetto, visto che sono 40 anni che faccio muratore, di mettere un sostegno perché caricava tutto il peso verso la parete esterna. Infatti, si vede, ci sono tutte le crepe. Questa è la cucina, ma è un disastro per come è messa la stanza e i mobili. Ma voi non mangiate qua? No, mangiamo qua.
Mangiamo qua e delle volte vado a mangiare sopra con mia mamma perché per stare al caldo. Questo è un salotto che l'ho dovuto io usare come deposito perché si possono mettere le cose. Quell'albero là è un fico e sta crescendo sopra una fossa biologica come queste due. E mi sta entrando dentro casa, tutte le radici, le piante mi stanno camminando sopra sto tetto e me le trovo davanti alla finestra. Tanto il latte ogni volta tiro fuori delle grandi scuse che non hanno mai soldi per le manutenzioni, però hanno i soldi per fare i nuovi appartamenti. Siamo rientrati dunque con le due facce della residenzialità a Mestre, non facili, da una parte le case sfitte e dall'altra anche il degrado in alcune case ATER di Mestre. E poi c'è la questione delle poste. Proprio 2 giorni fa Anna Maria Parisi raccontava della mobilitazione dei sindacati per il piano di riduzione e di chiusura anche di uffici postali in tutto il Veneto, 67 in tutto il Veneto, tra chiusure e riduzioni di orario. Ebbene, nella Marca trevigiana sono 15 gli uffici postali della Marca che da metà dicembre subiranno una riduzione di orario. E non c'è solo il sindacato sul piede di guerra, anche l'Anci Veneto. Mario Conte che dice: eliminare i servizi dai territori equivale alla morte sociale. Nel piano di Poste Italiane, anche nella provincia di Treviso, almeno 15 uffici si vedranno ridurre i turni, chiusure pomeridiane o addirittura giornate intere. Questa strategia di Poste Italiane è sbagliata perché il radicamento nel territorio, la presenza degli uffici, la sua forza. Bavaria, Castello Roganzuolo, Covolo, Fagarello, Vadina, Porcellengo, Saletto, San Martino di Colle Umberto, San Vito di Altivole, Selva del Montello, Santa Maria del Sile a Treviso, Zoppè, Spresiano e Vittorio Veneto. Sono i 15 uffici postali della Marca coinvolti nel ridimensionamento di servizi previsto entro la fine dell'anno in Veneto da Poste Italiane. Non è in programma nessuna chiusura totale, ma i primi 13 ridurranno le giornate di apertura, mentre a Spresiano e Vittorio Veneto sarà cancellata l'apertura pomeridiana. Anche dalla Marca dunque è prevista dal settore postale un'adesione significativa allo sciopero indetto da CGIL e UIL per il 29 novembre, vista la rivoluzione in arrivo. E noi crediamo che anche i sindaci e la regione debbano intervenire nei confronti di Poste Italiane per ridurre questo taglio di servizio nel territorio che rischia di danneggiare complessivamente la cittadinanza, l'utenza e in particolar modo i pensionati. Il tema della desertificazione dei servizi è un tema molto reale e attuale che stiamo affrontando come ANCI. L'altro giorno parlavamo della desertificazione bancaria, abbiamo parlato della mancanza dei medici di base e oggi rischiamo di perdere anche gli sportelli degli uffici postali. Non dobbiamo guardare soltanto ai costi, ma dobbiamo vedere l'effetto sociale che la presenza di questi sportelli porta nelle nostre comunità. Quindi condivido le riflessioni di Nicola Talmi e sarà anche mia cura come Presidente ANCI sollecitare la permanenza degli uffici postali, bancari, dei medici di base nei territori. Noi ce ne rendiamo conto a Treviso, già differenze tra centro storico e quartieri, figuriamoci nei comuni che possono essere montani o i comuni più piccoli. Senza servizi significa la morte sociale. Prezzi alle stelle con raccolti già dimezzati e potrebbe andare ancora peggio. Parliamo della compromissione della produzione del radicchio rosso di Treviso. Le piogge e l'assenza del gelo sono le cause principali. Noi abbiamo ad oggi un calo della produzione medio del 50%, cioè una perdita di prodotto del 50%. Percentuali destinate purtroppo ad aumentare nelle prossime settimane, soprattutto nelle zone con terreni argillosi. Ancora una volta è responsabile di questo calo della produzione del radicchio rosso di Treviso la situazione meteorologica, perché se la selezione del seme ha permesso di reagire positivamente all'aumento delle temperature, a condizionare il raccolto quest'anno si è aggiunto un altro aspetto. E noi quest'anno i danni sul radicchio non li abbiamo dalle temperature, ma dalla pioggia. In 2 mesi nei territori di produzione sono caduti dai 400 ai 600 mm di pioggia, con una intensità e un impatto che hanno provocato un compattamento del terreno e un'asfissia radicale con la formazione di funghi che hanno intaccato le foglie. Temperature e precipitazioni che hanno condizionato la produzione delle diverse tipologie di radicchio. Succede così che il precoce sia in ritardo e il tardivo in anticipo. Inevitabilmente tutto questo ha ricadute anche sui prezzi, con incrementi che oscillano tra il 30 e il 50%.
50%. Ma ad essere danneggiate sono state pure le produzioni primaverili a causa delle piogge di giugno. Un'annata dunque compromessa per l'intero settore orticolo, con alcune aziende oggi in grossa crisi. Per chi ha acceso mutui per far fronte agli investimenti, di fronte a raccolti dimezzati o addirittura azzerati, aumentano le difficoltà con le banche. Se il raccolto salta, naturalmente siamo senza reddito per un anno e quindi c'è la difficoltà con le banche. Cioè si fa fatica a far fronte al pagamento delle rate di mutuo. Abbiamo iniziato un monitoraggio che mi risulta anche con le associazioni agricole stiamo portando avanti, proprio per portare questa diciamo, richiesta, questo censimento con i danni oggettivi che dovremo affrontare agli organi competenti. Oggi si conclude la 3 giorni di mobilitazione della Protezione Civile che ha testato la macchina dei soccorsi per un ipotetico terremoto di magnitudo 4.8 con epicentro a Valdobbiadene e con riflessi ovviamente importanti nella Marca e nel Bellunese, ma già ieri si è fatto un primo bilancio di questa importante mobilitazione, tanti volontari, e non sono mancate però da parte anche dell'assessore Botacin tirate d'orecchie ai sindaci e non solo. Sentite. Cosa le ha insegnato questa esercitazione? Che praticamente il mondo del volontariato è molto più importante di quello che si pensa. A poter operare durante una emergenza. È un insegnamento per poter poi aiutare anche gli altri. Essere a disposizione di tutti quanti, che prima o poi può succedere. Volti di protagonisti dei 3 giorni di esercitazione di protezione civile con epicentro, è proprio il caso di dirlo, Valdobbiadene. Quasi 1000 tra volontari, professionisti e cittadini le persone mobilitate nella simulazione di un terremoto con devastazioni in 12 comuni tra l'Alto Trevigiano e Feltrino. Esperienza che ci serve a migliorare la nostra pianificazione di protezione civile e a migliorare anche il sistema, inteso anche come infrastruttura eventualmente. Un vero e proprio esame che ha confermato l'efficienza di uomini ed attrezzature, ma anche diverse criticità come quella sottolineata da Piero Cadorin, coordinatore dei volontari bellunesi. Questa mattina chiamo il CCS e non ho risposta. Questo, sinceramente, come volontario, mi fa un po' fastidio. Diciamo sinceramente, se le istituzioni non ci sono, il volontariato deve essere a supporto delle istituzioni, ma se le istituzioni non collaborano, allora non so come andremo a finire. Mancanza quindi da parte della prefettura di Belluno, a cui fa capo il centro di coordinamento soccorsi, in una rete di protezione civile che in emergenza non può avere sbagliature. Criticità decisamente meno gravi rilevate anche per alcuni sindaci. Alcuni che forse non hanno la completa percezione di essere autorità di protezione civile e delle responsabilità conseguenti, e di conseguenza credo che forse qualche sindaco dovrebbe capire che quello che abbiamo fatto oggi non era un gioco. Valutazione nel complesso però più che positiva rispetto agli interventi nel corso dell'alluvione della Bassa Padovana di 14 anni fa. Ne abbiamo fatta di strada da quel 2010. Assolutamente sì, la struttura organizzativa della protezione civile del Veneto è altamente efficiente. Ma quello che colpisce in queste donne e questi uomini è la volontà di esserci. Ma chi glielo fa fare? Chi ce lo fa fare è una cosa che deve venire dal cuore, il volontariato. Siamo qui insomma per aiutare le persone e per esercitarci in questo caso ad essere d'aiuto, di supporto insomma a chi ne ha bisogno nel momento del bisogno. Andiamo a Venezia adesso perché è scomparso all'età di 89 anni Ettore Vio, grande architetto e fu anche proto della Basilica di San Marco. Per chi non è avvezzo a questi termini, il proto è la persona che segue la manutenzione della Basilica di San Marco. Lui è stato per tanti anni Ettore Vio, una figura molto importante a Venezia. Lo ricorda per noi in diretta Lorenzo Maier. Buongiorno Lorenzo, buona domenica. Buongiorno Nicola, a te i nostri telespettatori, buona domenica anche a voi. È una domenica triste per Venezia perché, come dicevi giustamente, è morto il proto della Basilica di San Marco, Ettore Vio. Un proto emerito, nel senso che ha guidato la conservazione della Basilica Cattedrale di San Marco per ben 35 anni e era andato in pensione nel 2015. Anche dopo la pensione aveva continuato a seguire da cittadino, da esperto, con affetto quella che possiamo definire è stata ed è anche un po' la sua basilica per il tempo che ha dedicato, per le opere
che ha scritto. Ricordiamo per esempio che proprio andando in pensione nel 2015 non aveva voluto salutare a mani vuote, ma aveva pubblicato un importantissimo volume che ancora oggi è un punto di riferimento, una pietra miliare sulla conservazione del patrimonio di San Marco, in opera con più di 60 interventi che lui stesso aveva coordinato e aveva curato questa pubblicazione, che ha ricevuto tra l'altro anche i complimenti, l'apprezzamento da parte del patriarca Monsignor Francesco Moraglia e di tutti i patriarchi che durante l'operato di Ettore Dio si sono succeduti. 3 importantissimi patriarchi, oltre al patriarca Francesco non possiamo non ricordare soprattutto il cardinale Marco Cè, che aveva proprio lui voluto era molto amico di Ettore Dio, e poi il cardinale Angelo Scora, 2 figure di riferimento per la Chiesa di Venezia ma anche per la città di Venezia. Ettore Dio che è mancato a casa, abitava a Venezia in centro storico nelle sestiere di Santa Croce, che era malato da tempo. Tuttavia la sua scomparsa è arrivata come possiamo dire anche un fulmine a ciel sereno in città, perché aveva affrontato la malattia e questo periodo di pensionamento con grande discrezione. Si era ritirato in punta di piedi e tantissimi messaggi che sono arrivati, che stanno arrivando, di condoglianze, di stima, tantissimi ricordi, ovviamente il patriarca, ma anche il suo successore, l'architetto Mario Piano, attuale proto della Basilica, il primo procuratore emerito Carlo Alberto Tesserin e il primo procuratore reggente che è stato recentemente nominato, l'architetto Bruno Barel. Quindi un cordoglio unanime. Non è ancora stata fissata la data dei funerali, che verrà resa nota nelle prossime ore. Noi chiaramente vi terremo aggiornati. Ecco Lorenzo, la Basilica di San Marco fu tra le vittime, chiamiamola così, dell'Acqua Granda del 2019. Sono 5 anni dall'Acqua Granda. Peraltro mercoledì vi riproporremo l'Apocalisse di Venezia alle 21 su Antena 3, ve lo ricorderemo anche questa sera, il documentario di Media Nord-Est su quei giorni terribili. Sono passati 5 anni da quei 187 centimetri di acqua alta, ecco, e la Basilica fu particolarmente colpita. Che ricordi hai di quel periodo? Ricordi ancora vivi e ovviamente sembra ieri, posso dire, vivi da parte mia, ma sicuramente da parte di tutti i veneziani e anche da parte della nostra, ovviamente la nostra emittente, le nostre redazioni, che in quei giorni documentarono praticamente H24 quello che avvenne a Venezia, ma anche nelle isole. Io ricordo per esempio la catastrofe che ci fu a Pellestrina, l'arrivo anche dell'allora premier Giuseppe Conte in isola. Per quanto riguarda la Basilica possiamo dire che grazie al Proto Piana, grazie all'operato della Procuratoria, grazie all'operato del Patriarcato, in primis i ripetuti appelli rivolti anche dal Patriarca Francesco, che proprio ha squarciato un po' il silenzio che di tanto in tanto cade su questi temi, perché rischiamo di considerarli abituali. Ecco, sono stati fatti tantissimi passi avanti. Ci fu poi, è bene ricordarlo, anche una partecipazione corale di solidarietà, non solo dal punto di vista dei valori, ma anche solidarietà nel senso che ci furono tantissimi contributi che sono arrivati per la Basilica, e possiamo dire comunque che per la Basilica della Piazza sono stati 5 anni non trascorsi invano, perché sono stati fatti e sono in corso tuttora interventi molto importanti che metteranno all'asciutto finalmente questo patrimonio. Ricordiamo solamente così en passant le barriere che proteggono oggi la Basilica, ma anche l'entrata in funzione del Mose, che da quei giorni sicuramente ha ricevuto un'accelerata potente il fatto che si concludesse l'opera. Ricordiamo anche i lavori tuttora in corso per l'innalzamento della pavimentazione della piazza.
di San Marco, quindi possiamo dire che non sono stati 5 anni sprecati, ma che c'è ancora da fare. Benissimo, grazie a Lorenzo Maier anche per il tuo ricordo di Ettore Vio. Grazie, buona domenica. A voi. Grazie. E quindi vi ricordo questa sera, mercoledì sera alle 21, mercoledì 13, l'Apocalisse di Venezia, il racconto di quei giorni. Francesco Cerone e Tommaso Migotte ci hanno riproposto alcune immagini emblematiche di quei giorni. Prima di andare con la notizia che abbiamo che stiamo per mandare, vi faccio vedere un altro aggiornamento di cronaca dal PC. Ecco, grazie a Francesco Cerone e Tommaso Migotta. Abbiamo aperto parlando di un incidente mortale avvenuto nella tarda serata a Torreglia, nel Padovano. Purtroppo c'è un altro incidente mortale, questo a Sarego, siamo in provincia di Vicenza, è successo alle 11:30 di questa mattina. Con un'altra vittima, uno schianto che ha visto coinvolto 2 auto, è morto un giovane, un altro in codice rosso, cioè in gravi condizioni, altre 2 donne ferite. A scontrarsi per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale una Mercedes Station Wagon che ha impattato, dalle prime informazioni, contro una Volkswagen messasi di traverso sulla carreggiata. I vigili del fuoco hanno estratto il giovane conducente della Scirocco della Volkswagen e il passeggero, però purtroppo il medico del suo ha dovuto dichiarare la morte del conducente. Il passeggero è stato rianimato dai sanitari e trasferito in ambulanza in codice rosso. Ferita anche l'anziana passeggera della Mercedes e la conducente, entrambe le donne trasferite in ospedale. La strada al momento è chiusa al traffico, quindi purtroppo un altro grave incidente mortale, 2 vittime in poche ore. La 22esima edizione del Presepe di Sabbia, la nota Jesolo Sand Nativity, quest'anno avrà una scultura dedicata a Giacomo Gobbato, il 26enne, lo ricorderete, ucciso a coltellate lo scorso settembre in Corso del Popolo a Mestre, mentre insieme a un amico cercava di difendere una ragazza da una rapina. Tra le 12 sculture che declineranno i temi della fratellanza, una rappresenterà la parabola del buon samaritano, che mette in risalto la misericordia e la compassione da mostrare verso il prossimo, proprio come ha fatto Giacomo per tutti Jack Gobbato, che a Jesolo tra l'altro è sepolto. L'inaugurazione della Jesolo Sand Nativity sarà il 29 novembre pomeriggio e dunque per la Sand Nativity Giacomo sarà il buon samaritano, ci sarà una statua di sabbia a lui dedicata. Adesso rivediamo le immagini delle premiazioni della massima onorificenza cittadina di Treviso, il Totila d'Oro. Ieri mattina a Santa Caterina 5 persone insignite del prestigioso premio. Il primo che vediamo nel servizio è una leggenda dello sport trevigiano, seppure trevigiano d'adozione, ovvero capitano per 11 anni della Benetton Basket, Riccardo Pittis. Io a Treviso non ci volevo venire, questa è la verità. Io ero milanese fino all'ossobuco in un certo senso. Come sappiamo, quando si fa qualcosa di totalmente nuovo, a cui non sei abituato, fai un po' fatica. Poi però, poco alla volta, ho iniziato a capire cos'era Treviso, ma soprattutto ho iniziato ad apprezzare cos'era Treviso. E io che ero milanese, oggi invece posso dire di essere ufficialmente trevigiano. E quindi grazie. Trevigiano tanto da meritarsi il Totila d'Oro, massima onorificenza della città. Riccardo Pittis, il capitano, unico giocatore di basket italiano insieme al monumento Dino Meneghina ad aver vinto tutti i trofei possibili in Italia ed Europa. Bandiera per 11 anni della Benetton, sale sul palco allestito a Santa Caterina vistosamente emozionato. È Simone Fregonese, storico responsabile della comunicazione della pallacanestro trevigiana, a raccontare di quel fighetto della Milano da bere diventato Fiol di Treviso. Addosso la canotta numero 7 prestata dal vice sindaco Alessandro Manera, tra i promotori del riconoscimento a Pittis. Da Scafati e Milano i complimenti che non ti aspetti. Penso che tu sia degno di questo premio e che sia meritatissimo questo premio Totila d'Oro, che è la massima onorificenza della città di Treviso. La città dove abbiamo avuto tante soddisfazioni, dove ci siamo divertiti parecchio e dove abbiamo fatto tanti luoghi sportivi.
meritatissimo per tutto ciò che ha fatto per la città. Ovviamente abbiamo tutti e due grandi ricordi delle partite contro Treviso. Complimenti a te, so cosa vuol dire per te questa storia qua. Quindi un grande abbraccio, grazie per tutto. Ciao. Si emoziona Pittis quando è l'ora dei ringraziamenti e la voce si interrompe quando il grazie va alla compagna Valentina. Il Totila è una presa di responsabilità e Pittis, oggi mental coach, chiude con una promessa. Caro Sindaco e cara città, io credo molto nel principio di restituzione. Il tanto che riceviamo altrettanto deve essere ridato, restituito. E quindi sono qui, a disposizione della città per qualsiasi cosa io possa dare che non ho ancora dato fino adesso. Grazie mille. Tanta emozione perché è veramente un po' la chiusura del cerchio, un cerchio che era iniziato nell'agosto del 93, si chiude oggi con questa onoreficenza che mi rende trevigiano a tutti gli effetti, quindi davvero tanta emozione. Si aspettava questo riconoscimento? Sinceramente no, perché ci sono tante persone ben più meritevoli di me, ma sono contento che sia stato scelto il mio nome e accettato da tutti all'unanimità, quindi grazie ancora Treviso. Dentro a Santa Caterina l'ufficialità, fuori sotto il chiostro la festa che gli hanno riservato gli amici. Non solo Riccardo Pittis, dicevamo 5 gli insigniti del Totila d'Oro, tra questi anche il maestro Renato Casaro, autore di alcune tra le più belle locandine della storia del cinema. Tarantino mi ha chiamato perché voleva che facesse un manifesto con il volto di DiCaprio. Durante la distribuzione voleva la cosa di colore e si rivolgeva a Casaro. Forse senza Casaro non avremmo avuto questo grande riscontro. Ho girato il mondo da cronista, ma in fondo non sono mai andato via da Pianaccio. Parafrasando Enzo Biagi, anche Renato Casaro ha calcato da illustratore i set di alcuni dei capolavori della storia del cinema, ma Treviso è sempre rimasta la sua casa. E a Santa Caterina, dove 2 anni fa ha esposto alcune delle sue locandine più famose, ha ricevuto il Totila d'Oro. Dino De Laurentiis, che è stato quasi un padre, mi voleva portare a Los Angeles, prima in uno studio a Los Angeles. Ho rifiutato proprio per sentirmi italiano e continuare adesso. Lui stesso ha annunciato che al Museo di San Gaetano sarà allestita un'esposizione permanente delle sue opere. Mi hanno dato le chiavi di una sala, la terza sala intitolata proprio a Casaro, Sala Casaro, dove io potrò esporre sempre. Totila d'Oro a Pietro, detto Piero Donadi, da 52 anni, presidente dell'Albatros Volley. La pallavolo ormai è diventata uno stimolo per fare in modo che tutte le ragazzine vengano in palestra e non siano attratte da altre cose che sappiamo possono essere non positive. Antonella Torresan riceve in qualità di presidente il Totila, assegnato all'Avis Comunale di Treviso che compie 98 anni. La generosità dei donatori consente piccoli grandi miracoli come quello raccontato da Agate, affetta da una malattia del sangue. La mia presenza è la prova dell'Avis, perché ricevo il sangue di 15 giorni per poter esserci, per poter essere madre, amica, tutto quello che sono oggi. Per me Avis è il sangue della comunità. Infine l'imprenditore Renzo Secco, che insieme alla moglie Adelina, mancata nel 2013, è sempre stato attivo anche nell'ambito civico. La mia città mi serviva per avere un punto di riferimento, perché ho girato il mondo come non mai, insieme con mia moglie. Però Treviso è sempre stato il punto d'arrivo. Siamo quasi in chiusura con la nostra prima edizione, solo per ricordarvi che purtroppo dobbiamo conteggiare altre 2 vittime, giovani vittime lungo le strade del Veneto. Il 28enne che ha perso la vita nella tarda serata di ieri a Loreggia, lo schianto tra una Golf
e una Nissan e il 28enne passeggero che è purtroppo deceduto in ospedale a Campo San Piero a 28 anni. E poi questa mattina alle 11:30 lo schianto avvenuto a Saredo, e in questo caso la vittima di 24 anni era il conducente della vettura che si è schiantata contro una Volkswagen, e dunque purtroppo 2 vittime in poche ore, 2 vittime giovani, un 28enne e un 24enne. Vi ricordo anche che mercoledì alle 21 su Antenna 3 andrà in onda l'Apocalisse di Venezia, il documentario di Media Nord-Est che ricorda i giorni dell'acqua granda a Venezia. Sono passati 5 anni, questa immagine emblematica della piazza San Marco diventata di fatto una piscina. Ovviamente riportano alla mente quei giorni, ci furono tanti disagi, tanti danni, tanta paura, 187 centimetri, si tornò a parlare dell'alluvione del 66 facendo i confronti. Dunque ricorderemo quei giorni con le voci e le immagini, i nostre troupe che furono per ore e ore, come ricordava prima Lorenzo Maier, in diretta, e dunque l'Apocalisse di Venezia alle 21 di mercoledì. Adesso invece vi lascio come sempre al meteo, poi dopo il meteo c'è la sitcom Cancellazione gratuita con Igor Barbazza e Davide Stefanato, che ha debuttato venerdì scorso e che appunto è in replica anche la domenica, e poi a seguire il film Amarsi di Luis Mandoki con Meg Ryan e Andy Garcia. È davvero tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.